Si sposta all'epicentro dell'epidemia in Europa, il Regno Unito supera l'Italia per numero di decessi e in molti rimettono in discussione la strategia del Premier Johnson. Il corrispondente Marco Varabello. 29.427 have very sadly died. Quasi 29.500 morti annuncia il ministro Raab, ma diventano oltre 32.000 secondo la nuova statistica dell'Ufficio Nazionale Britannico, che comprende tutti i decessi nel cui referto è menzionato il Covid come causa in ospedali e case di riposo. Non soltanto dunque quelli accertati da test come finora nei dati del Ministero della Sanità. Tragedia dunque che assume contorni ancora più gravi di quelli italiani, il Regno Unito paese più colpito in Europa, anche per la sottovalutazione del governo britannico nelle prime settimane di epidemia, diffusi resoconti finora coperti da segreto delle riunioni del SAGE, il comitato che raggruppa i massimi esperti medico-scientifici del regno, mentre ancora a Downing Street si dissertava di immunità di gregge, l'unica raccomandazione era di lavarsi bene le mani, gli esperti ammonivano su un bilancio di vittime enorme se non si fossero adottate le misure già prese dagli altri paesi. Poi anche qui il governo è corso ai ripari, ma il tempo perduto è costato molti morti in più e peserà anche sul passaggio alla fase 2. L'attuale lockdown scade a fine settimana, giovedì il Premier Johnson valuterà un nuovo rapporto scientifico, le riaperture saranno molto graduali, sembra sfumare l'ipotesi di tornare a scuola il 1 giugno, dipenderà anche dal successo dell'application di tracciamento dei casi positivi in via di sperimentazione sull'isola di Wight. In Francia la scoperta in un ospedale di Parigi, un caso di Covid